Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef e benvenuti nella mia cucina. Oggi sono molto emozionata perché avrò un ospite a cui tengo veramente tanto e quindi non vedo l'ora di presentarvela. Però prima volevo fare un carissimo saluto a tutti i nonni. Ieri è stata la festa dei nonni, quindi un abbraccio e un bacione da Io Compro Siciliano Chef a tutti i nonni che ci seguono e soprattutto ai nipotini che sono bimbi fortunati o anche un po' meno bimbi ad avere ancora i nonni. Un abbraccio particolare ai nonni anche della mia famiglia in rappresentanza di tutti voi, quindi un bacione alla nonna Carmen, alla nonna Pina, alla nonna Lina e al nonno Linì. Un bacio da tutti noi. Oggi, come vi dicevo, è una puntata in cui avrò un ospite speciale. Io ho collaborato con lei durante questo periodo che abbiamo trascorso tutti un po' in casa a causa del lockdown, cucinando e conoscendo nuove persone dal mondo. Lei è una chef molto importante, lavora ad Ankara, è una chef dominicana specializzata in cucina internazionale e attualmente lavora come executive chef proprio all'Accademia di Cucina di Ankara, allo chef of the La Mesa. È una chef molto carina, molto dolce, ma ovviamente come tutti quelli che fanno il nostro lavoro ha anche un carattere molto forte e determinato, quindi io la adoro anche per questo. Quindi non vorrei perdere altro tempo in chiacchiere da sola e vorrei chiamare la mia amica Alicia. Non so se è già collegata. Ciao Alicia, benvenuta in Sicilia. Ciao Alessia, ciao, ciao, ciao. Ciao, Sono come troppo stai? felice, felicissima per essere qua con te Anche e con io. i tuoi, Anche io, con Alice, quelli che anche perché tu sei, diciamo, abituata alle telecamere, abituata alle trasmissioni televisive, perché, diciamo, introdurti in pochissimi minuti è molto difficile, perché sei veramente una donna molto impegnata. Tra l'altro una bravissima chef e hai anche un tuo programma televisivo, quindi sei abituata alle telecamere. Come stai? Come va la vita ad Ankara in questo periodo? benissimo. Adesso ha cominciato il freddo ieri, perciò Ah, un sì. po' freddino. Mi immagino che a Sicilia è ancora un po' caldo. Eh sì, ancora oggi, poi guarda, proprio qui a Siracusa c'è una, come dire, uno scirocco, una muddura, come si dice in siciliano, che è veramente terribile. Senti Alicia, io dicevo prima ai nostri amici di Io Compro Siciliano Chef che noi in questo periodo, io ho avuto il grandissimo onore di essere invitata da te in una delle tue lezioni di cucina online per condividere le ricette siciliane con i tuoi ospiti un po' da tutto il mondo. Avevo promesso di realizzare insieme a voi anche un'altra ricetta tipica siciliana, che è proprio quella dei calamari ripieni, ma poi per la mancanza di tempo, per la mancanza di insomma, organizzazione, non siamo riusciti a farla. Quindi oggi diciamo manterrò la mia promessa anche con tutti gli amici che hanno partecipato al nostro corso di cucina online sulla cucina siciliana. Brava, brava, perché è tanta gente che continua a chiedermi che quando facevamo questa ricetta soprattutto, I mean, vogliono tante ricette siciliane, ma vogliono anche i calamari ripieni. E infatti. Allora, oggi, cari amici di Io Compro Siciliano Chef, sentirete anche le vostre due chef di stamattina parlare anche un attimo in inglese per poter spiegare ai nostri amici che ci seguono dall'Italia e dall'estero la nostra ricetta.
Quindi andiamo avanti e io vado ad elencare gli ingredienti per i nostri calamari ripieni. Io oggi utilizzerò solo ed esclusivamente prodotti freschi perché logicamente ancora sono disponibili, ma per chi non li avesse posso sostituire, non so, il pomodoro fresco con una passata di pomodoro o con dei pomodori pelati. Certo, la ricetta non sarà buona come avendo il pomodoro fresco, ma sarà sicuramente gustosa. E allora comincio ad elencarvi i calamari, comincio ad elencarvi gli ingredienti. Quindi abbiamo i calamari veraci. Io ho qui dei calamari veraci che sono decongelati, li ho già puliti e privati anche dell'ossicino interno e ho conservato sia i tentacoli che la testa. Poi abbiamo delle olive nere, dell'olio extravergine di oliva, del pangrattato, dei capperi, dell'aglio, del pomodoro fresco, del prezzemolo e a chi piace può aggiungere anche del peperoncino fresco o essiccato. Quindi ripeto i nostri ingredienti per gli amici che ci seguono dal mondo. E allora abbiamo calamari, breadcrumbs, black olives, olive oil from Sicily if you have, capers, garlic, wild fennel seeds, parsley, tomatoes and fresh hot chili pepper. Allora, cominciamo la preparazione dei nostri calamari. Come vi dicevo, io ho già lavato e svuotato i nostri calamari da tutto ciò che si può trovare all'interno. Un buon metodo per pulire i nostri calamari per bene è quello di tagliare qui dove si trova la punta della testa per poterli sciacquare sotto l'acqua in modo tale che tutto vada fuori. Io ho lasciato soltanto la pelle perché appunto vi volevo mostrare che per fare calamari ripieni sarebbe meglio anche togliere la pelle dai nostri calamari. Così io ottengo un calamaro e i tentacoli. Noi in Sicilia diciamo abbiamo più versioni di calamari ripieni. Durante una delle ultime puntate io ho fatto i totani ripieni con la salsiccia di Palazzo Lacreide, ma oggi farò una ricetta abbastanza classica. Alicia, tu fai calamari ripieni nella tua cucina? Faccio. Anche nel ristorante abbiamo, perché quello che volevo dire, quando siamo andati, quando te ho conosciuta, siamo andati a conoscere la cucina siciliana precisamente per fare un menù nel ristorante siciliano e c'è il calamaro ripieno. Ma io le metto un pochino sai, dell'uvetta, quella secca, per farla un po' più dolce. Io non so se tu lo fai. Sì. Certo, come ti dicevo prima, di calamari ripieni ce ne sono tante versioni, quindi poi ognuno secondo il suo gusto e secondo il gusto dei propri ospiti si può modificare il ripieno. Io, figurati, mia mamma invece a casa li faceva con un risotto alla marinara, a cui aggiungeva però le olive nere. Era un piatto buonissimo con cui si poteva fare sia il primo piatto che il secondo. Poi magari un'altra volta, un'altra sessione delle nostre cooking class faremo anche quello ripieno con un buon risotto. Allora, io adesso ho 4 calamari, quindi vado a cominciare a preparare il ripieno per i nostri calamari. Come avete visto già nella ricetta, che il nostro regista Paolo Gatto, ciao Paolo, grazie per essere qui e per assisterci. Per 4 calamari io vi consiglio di utilizzare 4 cucchiai di pangrattato. Uno per calamaro, perché logicamente stiamo andando a comporre un ripieno che però non deve sovrastare il sapore dei nostri calamari. For 4 calamari we are using 4 tablespoons of breadcrumbs. Adesso aggiungiamo qualche oliva nera, quindi a few black olives. I just cutted
and I just take off the bones inside. Poi abbiamo qualche cappero. I capperi li sto usando sotto sale, perché come sapete, se i capperi devono essere usati in una ricetta, devono essere tenuti a mollo nell'acqua già per 24 ore e poi dopo poter essere utilizzati, o se non avete questo tempo io vi suggerisco di utilizzarli direttamente sotto sale e poi non andrete ad aggiungere altro sale alla vostra ricetta. Quindi vado ad aggiungere un cucchiaio scarso di capperi sotto sale. Senti Alicia, ma in questo periodo ho visto che tu cucini tantissimo e che la tua specialità è la cucina internazionale. Tu sei stato un po' in giro in tutto il mondo e anche quando noi ci siamo conosciute qui in Sicilia, appunto sei venuta per conoscere alcune ricette siciliane da poter inserire nel tuo menù, e quindi i calamari sono una di questo. Ma obiettivamente tu cucini tutto il giorno, ma il tuo piatto preferito qual è? Il mio piatto favorito? C'è un problema serio. Sicilia, ovviamente questo mi è piaciuto un in generale. In generale, io vivo in Turchia, no? Qua la cucina è, mamma mia, e c'è un piatto che a base è fatto con le uova e i pomodori, che si chiama menemem, e quello è il mio piatto favorito in questo momento. Ma sai che questo cambia? È un piatto simile ad una frittata o è un piatto con delle uova tipo al tegame? È un piatto che basicamente l'ingrediente principale è il pomodoro. Tanto pomodoro, un po' di peperone, è un po' piccante, e poi le mette 2 o 3 uova interi, neanche le deve muovere perché è un po' crudo. Sì. È squisito. Insomma, un piatto un po' particolare ma leggero, come quello che piacciono a noi chef, che dopo che cuciniamo tutto il giorno di tutto e di più abbiamo bisogno poi di mangiare un po' di verdure e un po' di piccante per tirarci un po' su. Allora, io continuo con il mio ripieno. Sto aggiungendo un pezzettino di aglio. I'm adding a little piece of garlic, a few cherries tomatoes that in this moment in Sicily are very fresh, so they are very sweet. Quindi ho aggiunto aglio e qualche pomodoro. A me piace molto bilanciare il sapore del pesce con il finocchietto selvatico, quindi proprio ne aggiungo un pizzico al mio ripieno. Vado anche a mettere un ciuffetto di prezzemolo che stamattina ho raccolto nel mio giardino, e quindi vado a concludere l'operazione del nostro ripieno con un frullatore. E allora ripeto gli ingredienti. Abbiamo messo 4 cucchiai di pangrattato, uno per ogni calamaro, quindi 4 tablespoons for each calamaro you have. Poi ho aggiunto del pomodoro ciliegino, circa 8-10 pomodori ciliegini, so 8 tomatoes, cherries tomatoes or grapes tomatoes. Poi ho aggiunto un cucchiaio scarso di capperi, so 1 tablespoon of capers, few olives, few black olives, like 4 or 5, e quindi 4 o 5 olive nere denocciolate, e un pezzettino di aglio and a little piece of garlic. Then if you like you can add a few leaves of parsley, quindi se vi piace potete aggiungere anche del prezzemolo. Vado a frullare un attimo il mio ripieno. Alicia, dimmi. Quando tu hai fatto le asciughe, hai messo anche della arancia. In questo tu le puoi Allora, guarda, io
aggiungere l'arancia, quindi la zeste di arancia e il succo e la polpa solo nelle sarde a beccafico. Nel calamaro, dato che il calamaro è già molto dolce come pesce, diciamo aggiungere un altro ingrediente dolce poi per me diventa troppo dolce, quindi preferisco fare calamari o con il pomodoro o anche senza, in bianco. Al limite, proprio a fine ricetta, quando i calamari saranno pronti, potresti aggiungere invece uno zest di limone per avere proprio un contrasto tra la dolcezza del calamaro e del pomodoro ciliegino e invece proprio il profumo molto forte dello zest di limone. Allora, vado un attimo a frullare, io non ti sentirò per qualche secondo. Ok, io adesso sono andata a frullare il mio ripieno. A me piace lasciare il ripieno non molto frullato, ma non troppo, perché poi mi piace sentire il sapore un po' di tutti gli ingredienti. Quindi se lasciamo il pomodoro un po' a pezzettini più grossi, le olive, poi potremmo distinguere tutti i sapori del nostro calamaro ripieno. Come vi ricordavo, non ho aggiunto sale perché sto utilizzando i capperi sotto sale, quindi andranno a bilanciare perfettamente il sapore del nostro ripieno. Nel frattempo saluto il nostro amico Faraone Palermo, il Faraone di Palermo, che ci segue sempre con tanto affetto, e il nostro amico Mauro Todaro. Io so che ancora questo è un orario nuovo in cui ancora non siete abituati a vedermi, perché andiamo in onda il sabato alle 12, però vi ringrazio per avermi seguito nelle repliche che abbiamo proposto. Allora Alicia, io adesso andrò a riempire il calamanza che ha questo pesce, quindi se non volete tenerlo per molto tempo in mano potete utilizzare dei guanti, per il ripieno potreste anche utilizzare una sacca a poche per riempirlo, però siccome mia nonna non faceva così, quindi non faccio neanche io così, a me piace sporcarmi le mani quando cucino e quindi vado direttamente a mettere con un cucchiaio il ripieno dentro il mio calamaro. In questo modo noi andiamo poi a mettere per bene il ripieno all'interno del calamaro finché non vediamo nella punta che abbiamo leggermente tagliato il ripieno. Nel ripieno io non sto utilizzando l'uovo perché dato che è un calamaro che va cucinato, potete utilizzarlo sia alla griglia che in padella che al forno, non abbiamo bisogno nel ripieno dell'uovo per stare dentro il calamaro, quindi andiamo un attimo ad alleggerire anche il sapore del nostro ripieno. Adesso abbiamo due modi per chiudere i nostri calamari ripieni, o quello di andare a ricomporre il calamaro, quindi utilizzando i tentacoli, mettendoli dentro in questo modo e poi con uno stecchino andiamo a cucirlo, così che poi quando io lo vado a cucinare e lo vado a servire, servirò nuovamente il calamaro intero per ogni porzione, oppure semplicemente vado a chiuderlo senza l'utilizzo dei tentacoli, che posso utilizzare anche per un'altra ricetta o semplicemente per creare un sughetto che poi andrò a utilizzare per condire i miei spaghetti o il mio risotto, e quindi fare due ricette con uno stesso calamaro. Alice, tu come preferisci chiudere i calamari? In questo modo, io senza tentacoli o con i tentacoli dentro? Con i tentacoli, perché poi è più drammatica la presentazione. Sai che l'ho provato anche a fare in Palermo e loro le mettono anche un po' di calamaro dentro il ripieno. A Siracusa non si fa mai così.
Guarda, io la versione che sto proponendo è quella, sai, siamo un po' reduci, vedi qui ancora c'è addirittura un pesciolino dentro il calamaro, perché io appunto non ho fatto il taglio precedentemente perché lo volevo fare in diretta insieme a voi, quindi guardate qui che c'era proprio un pesciolino dentro al mio calamaro che adesso vado a lavare per pulirlo tutto bene, lavandolo sotto sotto l'acqua corrente, facendo questo buchetto proprio nella testa, possiamo lavarlo di tutto ciò che il calamaro contiene. Come ti dicevo, siamo reduci un po' del lockdown, un po' tutti, quindi abbiamo dovuto un po' cucinare con gli ingredienti che avevamo in casa. Di conseguenza a me piace sempre cucinare con ciò che abbiamo, magari anche più versioni della stessa ricetta. Quindi è ovvio, se io utilizzo il ripieno, dentro al ripieno anche dei pezzetti di calamaro, potrò gustare tutto il sapore del mare dentro al mio ripieno. Però se voglio utilizzare i calamari, i tentacoli dei calamari per non so, fare un altro sughetto alla marinara o un sughetto per i miei spaghetti, per avere un'altra ricetta per un'altra giornata, diciamo con il calamaro questo si può fare ed è anche una ricetta molto eclettica che possiamo tranquillamente utilizzare ogni giorno. Anche per un risotto alla marinara, no? Certo, certo, sicuramente. Infatti, sai, qua in Sicilia siamo molto generosi, non compriamo mai, se abbiamo 4 ospiti, 4 calamari, ma ne compriamo sempre qualcuno in più, appunto perché se si vuole si può utilizzare anche un calamaro tagliato ad anellini, i tentacoli tagliati a pezzettini, appunto da poter inserire o dentro il ripieno o anche nel nostro sugo. Però questo dipende certo dal momento in cui ci troviamo. Magari si comprano dei calamari congelati, si tengono nel freezer, poi ti vengono ospiti all'improvviso, allora se hai 4 ospiti, 4 calamari, togli i tentacoli dei calamari e magari con i tentacoli ci fai un risotto o 2 spaghettini, con i calamari invece proponi un secondo piatto già abbastanza gustoso, anche con il ripieno che ti sto proponendo. Ma anche più leggero, dai. Sì, sicuramente, però diciamo che se si ha la possibilità di mettere i tentacoli anche dentro il ripieno saranno ancora più buoni, ancora più gustosi. Io sto proponendo una ricetta base che poi ognuno di noi può arricchire nel modo migliore in cui crede. Tu sei un insegnante di cucina come me e sai perfettamente che noi dobbiamo aprire un po' le menti di chi cucina e di chi pensa di non saper cucinare. Quindi intanto cominciamo dalle ricette basi e poi si va avanti con la nostra fantasia. E allora io vado a chiudere i nostri calamari utilizzando appunto la testa e i tentacoli, in modo tale che l'interno dei tentacoli andrà a dare comunque il sapore anche al nostro ripieno. E allora facciamo un riassunto per i nostri amici che ci seguono dall'estero. I just made the stuffing and I'm putting inside the calamari. At this moment, I'm closing the calamari with the tentacles in this nice way. So when you would like to serve, you can serve just the calamaro in the full body like this. But if you want, you can preserve the tentacles to make a sauce for the spaghetti or the risotto. In fact, Alicia, our friend, a lot of time made the stuffing of the calamari with inside the cutted tentacles
to have a very delicious stuffed. Alicia, cosa vuoi aggiungere per i nostri amici che ci seguono? Cosa vuoi che dica? Io sono sorpresa, tu stai facendo un lavoro spettacolare. E per me, Grazie. Detto da sì, te è veramente un grande complimento e lo accetto, però tu sei una mia amica, quindi magari questo complimento non è proprio valido come lo sarebbe di solito. no, Allora, con i nostri calamari, io adesso vado a preparare un po' quello che sarà il nostro sughetto di base per proporre la nostra ricetta di calamari. E quindi vado a prendere semplicemente un tegame abbastanza grande, facendo corsi di cucina io ho tutti dei rami grandissimi e quindi andiamo a prenderne uno di questo. Andiamo a tagliare un pezzettino di aglio, dato che questi calamari li andrò a mangiare io a pranzo. Molti dei miei amici sanno che io non amo molto avere un forte sapore di aglio nelle mie ricette, quindi vado ad aggiungere proprio pochissimo aglio, ma anche se mettete un bello spicchio di aglio in camicia o tagliato a pezzetti sarà perfetto per la nostra ricetta. E quindi per gli nostri amici internazionali I'm having in the pan some pieces of fresh garlic and olive oil. In the recipe I wrote that you need about 4 tablespoons of olive oil to have just the perfect taste. Now I start to cut a few pieces of the fresh tomatoes, but if you haven't, you can add only the passata or some red sauce that you have just at home. If you like, during the cooking time, you can have also a few tablespoons of white wine that will give to our sauce a very good taste. Alicia, tu aggiungi il vino bianco durante la preparazione dei calamari? a me piace, sì, a me piace il vino bianco con i calamari. E poi voglio dire, noi in cucina abbiamo sempre del vino bianco aperto che possiamo utilizzare, anche quando io ho degli ospiti mi rimangono sempre delle bottiglie aperte che poi conservo e che posso utilizzare durante le mie ricette. Io ho aggiunto quindi in questa padella dell'aglio, dell'olio di oliva e qualche pomodoro ciliegino. Dato che il calamaro non deve cucinare per molto tempo, io consiglio sempre di cucinarlo per 6-8 minuti al massimo, altrimenti poi diventa troppo gommoso. Io vado a mettere in cottura tutto questo sughetto in crudo. Non voglio andare prima a soffriggere l'aglio e poi il pomodoro perché voglio che tutto cucini al tempo stesso e che dia anche quel sapore un attimo di freschezza al nostro calamaro. Se vi piace possiamo andare ad aggiungere a questo sughetto anche qualche altro pezzettino di oliva nera, così avremo un sughetto perfetto per andare a fare la nostra scarpetta con il nostro pane e quindi andare a mangiare diciamo i nostri calamari solo come secondo piatto. E allora vado a mettere in cottura. Senti Alicia, ma adesso cosa cucini per pranzo? Adesso le stavo raccontando a Paolo prima di entrare in diretta che sto facendo perché ho un cocktail nel mio giardino oggi, perciò Bene. la E questo, cucina. sai, questa ricetta dei calamari è anche molto carina da servire durante i cocktail perché soprattutto se vengono fatti un po' prima e raffreddati poi sarà facile tagliarli ad anelli e poi servirli anche durante un aperitivo nel nostro terrazzo o nel nostro giardino. Io amo gli aperitivi a base di pesce, quindi come dicevo anche nella lezione di cucina che abbiamo fatto insieme, fare anche delle sarde a beccafico sono perfette come finger food
il calamaro magari lo è un po' meno, ma le sarde a beccafico sono perfette. E allora il signor Faraone di Palermo ci saluta. Buongiorno Alessia ed Alicia, altrettanto con tutto il rispetto dico ad Alicia che fra la nostra ottima e buonissima cucina siciliana e quella turca c'è una grandissima differenza di sapore degli ingredienti e in tutto. Non è per niente che la nostra è la migliore cucina del mondo insieme alla pasticceria. È vero, signor Faraone Palermo, però mi permetta di dire che molte nostre ricette tra cui diciamo spesso anche le più buone vengono proprio dai grandi chef turchi. Noi non sappiamo se la nostra cucina siciliana sia tutta farina del nostro sacco e se invece non c'è lo zampino dei grandi chef ottomani, quindi non mi sento di dire che la cucina siciliana è la migliore di tutti. È sicuramente tra le più buone del mondo, su questo non c'è dubbio, ma Alicia probabilmente diciamo può essere veramente un ambasciatore della cucina del mondo, perché lei gira tantissimo per il suo lavoro e quindi impara e mescola molti ingredienti provenienti da tutto il mondo nelle sue ricette. E così Alicia. Devo dire, aggiungere a quello che hai detto te, che io sono rimasta sorpresa perché non solo sono andata a Sicilia, ma tutto il sud Italia. E sono rimasta sorpresa per la come lo dici in italiano, la somiglianza che c'è tra il cibo siciliano e quello turco. Ovviamente c'è l'influenza. Sì. Non solamente per noi che studiamo diciamo le ricette siciliane è più semplice capire che cioè che proprio la cucina siciliana è una cucina fusion che viene dalla tradizione di molte cucine insieme, tra cui proprio quella turca e ottomana, perché noi abbiamo tantissime ricette che appunto, come mi dicevi tu, a Palermo nel ripieno dei calamari spesso vengono anche utilizzate le uvette pazze, che sono proprio tipiche della cucina turca. Quindi io penso che diciamo alcune somiglianze non sono somiglianze a caso, ma sono proprio delle somiglianze perché le origini delle nostre ricette forse hanno proprio un'unica radice, e quindi questo è bellissimo, ed è bellissimo che noi possiamo parlare di cucina senza guerreggiare, senza dire la mia è più buona rispetto alla tua, perché chi ama la cucina ama, e quindi è bello che ognuno di noi ami il proprio modo di vivere, ma anche rispetti quello degli altri. Allora, io Alicia ho messo a cucinare adesso i nostri calamari, e a questo punto, come vi dicevo, anche se nella ricetta che ho scritto non ho elencato il vino bianco, possiamo aggiungere qualche cucchiaio di vino bianco e fare sfumare i nostri calamari con il vino. Brandy, l'hai mai messo il brandy a questo punto o no? Io il brandy non lo uso perché ti devo dire la verità, dato che appunto spesso cucino, e tu lo sai, per ospiti provenienti un po' da tutto il mondo, per ospiti che sia per questioni dietetiche che per questioni di religione magari non usano l'alcol. Poi spesso io ho bambini anche attorno al tavolo, cominciando dai miei figli, che loro mangiano sempre tutto quello che io cucino, ovviamente. Spesso i bambini non sono abituati al sapore forte del brandy, quindi devo sempre cercare di bilanciare il sapore. Adesso possiamo vedere che i nostri calamari, se Daniela ti avvicini un attimo, possiamo vedere che i nostri calamari stanno cominciando a cambiare colore, quindi non appena i nostri calamari cominciano a cambiare colore, a diventare bianchi,
significa che stanno cucinando e che possiamo girarli. Per accorciare un attimo i tempi di cottura per la nostra diretta, io chiudo un attimo la padella con un coperchio, così cerchiamo di velocizzare per far trascorrere questi 8 minuti magari in 6 e chiudere un po' la trasmissione un po' prima. Alicia, che progetti hai in questo prossimo futuro? Adesso sto ancora con le lezioni online, però di una forma un po' diversa a quella che abbiamo fatto noi per il lockdown. Comincio a lavorare con un gruppo in Bangladesh, comincio a lavorare con un gruppo proprio qua, per sempre online. E stiamo facendo questo programma per Africa, un programma televisivo molto interessante, dove stiamo presentando ricette di tutto il mondo. Questo è il calendario, il calamaro ripieno. Bellissimo, io penso che cucinare sia il miglior modo di viaggiare, di conoscere le culture che ci stanno intorno. Leggiamo qualche altro commento che ci sta cominciando ad arrivare. Abbiamo Patrizia Cellini che ci saluta, il Barone Palermo che dice arabo e greca, certo è così, non possiamo farci nulla, la bellezza del popolo siciliano è che abbiamo il sangue che è un miscuglio, una miscela di tutto il sangue che viene da tutto il mondo, e siamo fantastici e meravigliosi e unici proprio per questo. Quindi un abbraccio a tutti voi. Io per esempio stimo moltissimo Alicia, la nostra ospite di oggi, perché lei ha fatto del suo amore della cucina l'amore per tutto il mondo, perché per una persona dominicana che già viene da una cultura fantastica per la cucina, abbracciare con amore tutte le ricette che vengono dal mondo e poi volerle anche condividere con gli altri, secondo me è veramente un progetto di vita meraviglioso. Allora, proviamo a vedere, ecco, i nostri calamari ancora non sono cotti perfettamente, ma un altro minuto e lo saranno. Vedete qui c'è questo nostro sughetto che sta cominciando a diventare un po' più denso, non vi dico il profumo che sta cominciando a venire fuori da questo intingolo. Io assaggio di sale perché oggi sono a pranzo da mia suocera e questi calamari li porterò da mia suocera, non è che posso fare brutta figura, quindi li assaggio, spero di non bruciarmi. Ok, devo aggiungere un pizzico di sale perché logicamente i capperi io li ho aggiunti solo dentro al ripieno e non anche fuori, quindi adesso che siamo a fine cottura vado ad aggiungere un pizzico di sale sia per salare l'esterno dei nostri calamari che per salare e bilanciare anche l'acido del pomodoro e la dolcezza del pomodoro con un po' di sale. Senti Alicia, quindi adesso tu hai questo cocktail in giardino, i tuoi bimbi come stanno? Guardami cosa sto vedendo. Guarda cosa mi ha... Puoi guardare? Sì, non in questo momento, aspetta che prendo l'altro telefono. Dimmi. Perché sto prendendo un caffè italiano in questo momento che mi hanno appena portato. Perciò... Io appena finisco la diretta sicuramente lo farò pure, perché io ho sempre il desiderio di un buon caffè e poi è sempre il momento giusto quello di prendere un buon caffè all'italiana. E allora i nostri calamari sono pronti, io li dispongo nel nostro piatto di portata. Adesso ne aprirò uno, così vi faccio anche vedere il nostro ripieno disposto all'interno. Come vedete io non ho ripieno che è uscito fuori dai calamari, e questo appunto perché comunque anche se non ho utilizzato le uova,
il ripieno rimane dentro il nostro involucro del calamaro, quindi non ho bisogno di aggiungere uova per appesantire il nostro gusto del calamaro. Perché anche non le hai messo troppo ripieno, certo. Certo, perché se noi andiamo a riempire troppo i nostri calamari, oltre a rischiare di avere troppo proprio il ripieno che va fuori dalle teste dei nostri calamari, andiamo anche ad appesantire, a cambiare un po' il sapore del nostro pesce. Ricordiamo che il calamaro non ha un sapore deciso come quello che può avere il totano, quindi dobbiamo un attimo rispettare anche il gusto del pesce che andiamo ad utilizzare. Allora io prendo un tagliere e vi mostro un calamaro ripieno pronto, anche se non è il massimo tagliarlo mentre è caldo, però ve lo voglio mostrare. Delizioso. Quanto è bello e quanto sicuramente sarà, appunto, come dice la nostra Alicia, delizioso. Vedete un po' che il ripieno rimane proprio anche abbondante all'interno del nostro calamaro, e poi sarà anche carino da servire così durante la cena, e quindi poi adagiarlo magari già a porzione nel nostro piatto di portata, così i nostri ospiti potranno approfittare di mangiarne un pezzettino ciascuno, e quindi questo potrà diventare uno dei nostri piatti forte durante le nostre serate a base di cucina siciliana. Ok, io concludo la descrizione per i nostri amici in inglese. I cooked the calamari for 6-8 minutes. When the calamaro will start to be white, the mean is that it is starting to cook. At this moment, if you like, you can add the white wine on the top, and then to have a fast cooking time, you can cover and to leave to cook. After 6 minutes, our calamari will be ready, and you can put in a plate that you can serve in this way, or just cut it in rings, so they will be very easy to take and to eat. Thanks to following me and Alicia, so I hope to see you again in another time. Alicia, io ti ringrazio, verrò ospite da te se vuoi per un'altra cooking class sulla cucina siciliana, chiamami quando vuoi, sono sempre pronta a divertirmi con te in cucina. Grazie mille, grazie per invitarmi, sono contenta di vedere la tua ricetta, io la farò per cena questa sera. Per i bambini. Bene, non ho dubbi che sarà buonissima e che anche la tua famiglia sarà felice di mangiarla e di sentirsi di nuovo in Sicilia. Cari amici di Io Compro Siciliano, io vi saluto e spero che anche oggi vi siate divertiti, vi auguro buon weekend e guardate il nostro video istituzionale che rappresenta un po' tutto il progetto di Io Compro Siciliano. Noi ci vediamo sabato prossimo alle 12, ciao e felice weekend. Ciao Alicia, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.